Bella a tutti ragazzi, belli in un nuovo video. Aspetta, c'è mercato Batta, ma Napoletano. Come state? Spero tutto bene. In questo video andremo a parlare del nostro amato calciomercato, di varie notizie di mercato che mi sono arrivate nella giornata di oggi, alcune alla fine giornata di ieri e altre oggi. Allora, partiamo subito. Partiamo con Nuno Tavares e la Lazio. Nuno Tavares potrebbe lasciare la Lazio come si sta vociferando in giro e potrebbe andare in Arabia. Oltre alla Arabia però c'è anche il Napoli su di lui. Vi svelo questa esclusiva che c'è anche il Napoli sul giocatore, però diciamo lo sta solo sondando il Napoli. Sta facendo qualche sondaggio e poi vedere se può acquistarlo oppure no. Però al momento la priorità di Nuno Tavares e del suo procuratore sono l'Arabia. E se tutto va come deve andare e quindi va in Arabia, dovrebbe saltare la partita con Napoli. Però sono un po' indeciso su questa cosa. Vabbè. Poi, se riguardate sempre la Lazio, per sostituire Nuno Tavares, ehm, ci stanno vari profili che potrebbero interessare ai biancocelesti, cioè Parisi della Fiorentina, Emanuele Valeri del Parma e Aaron Martin del Genoa. Poi passiamo dall'altro lato della capitale, della regione della capitale, cioè il lato Roma. La Roma potrebbe acquistare Dragusin, cioè non proprio potrebbe acquistare, sta sondando per un possibile trasferimento di Dragusin alla Roma. Però non c'è solo Radu Dragusin, c'è anche il centrale Romeno, che potrebbero essere disponibili entrambi a gennaio in prestito. Solo che Dragusin potrebbe essere disposto a un prestito con obbligo, perché diciamo, non è contento della sua esperienza in Inghilterra e quindi vorrebbe, sia non viene acquistato a titolo definitivo, preferirebbe un prestito con diritto, con obbligo, scusate, di riscatto. Rispetto a un Romero che sarebbe disposto anche a un prestito con diritto di riscatto, a un prestito oneroso con diritto di riscatto per, tra virgolette, mostrare totalmente il suo valore e magari se ritorna in Inghilterra potrebbe, diciamo, avere la possibilità di essere titolare. Poi una notizia che non riguarda proprio il mercato, c'è sempre Roma, cioè che Pellegrini ha un aggiornamento che se vi ricordate ieri vi ho detto che aveva una lesione al bicipite femorale e la lesione è di secondo grado, quindi per i tifosi della Roma starà fuori per 3, massimo 4 settimane. Vabbè, passiamo alle prossime notizie. Poi, con altre notizie, abbiamo una riguardante il Napoli, una di Jan Sommer e poi un'altra anche della Lazio, che sta sulla Lazio stanno uscendo molte notizie tutt'oggi. Allora, partiamo subito da quella del Napoli. Allora, il Napoli, se non dovrebbe riuscire a prendere Kobe Mainoo, o andrebbe direttamente su Manuel Ugarte del Manchester United, ehm, oppure si vorrebbe rimanere in Inghilterra per sondare e magari acquistare adesso, Magassa, del centrocampista del West Ham. Però al momento dico e ve lo ripeto, Magassa è solo un sondaggio che fa il Napoli per capire, diciamo, se potrebbe acquistarlo in caso di mancato acquisto di Kobe Mainoo. Poi Jan Sommer potrebbe lasciare l'Inter come si sta vociferando negli ultimi mesi, più o meno da metà ottobre, fine ottobre, perché potrebbe lasciare l'Inter a giugno e
non rinnovare il suo contratto, perché gli colloqui che si stanno avendo tra gli agenti del giocatore e gli agenti del giocatore e i dirigenti dell'Inter sono un po' in stallo, cioè sono diciamo fermati nelle scorse ore, sono fermati nelle scorse settimane più che altro. Poi il Flamengo ha presentato un'offerta di circa 20 milioni più 5 di bonus per il Tati Castellanos, attaccante della Lazio. Però la Lazio non vuole privarsi delle prestazioni del centravanti, non intende, diciamo, venderlo almeno per la finestra di gennaio. Magari più che altro per la finestra di giugno si potrebbe pensare una vendita, però non penso per gennaio. Poi abbiamo l'ultima notizia riguardante l'Udinese e poi direi di chiudere col video. Allora, l'Udinese ha appena mostrato interesse ufficiale a Walid Khedira, centravanti che tuttora gioca al Sassuolo, però è in prestito al Sassuolo, è in prestito da Napoli al Sassuolo. Potrebbe, diciamo, mostrare una prima offerta di circa 4 milioni più 2 di bonus per il centravanti al Napoli, che potrebbe richiamarlo in prestito, richiamarlo dal prestito e poi diciamo cederlo direttamente all'Udinese. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ciao!